Ed eccoci qua, amici telespettatori, si continua sempre con la rubrica dei cuori solitari e questa sera abbiamo un altro ragazzo di 38 anni, questa volta che è in cerca naturalmente della sua anima gemella. Si chiama Giuseppe e viene da Buseto Polizzolo. Ciao Giuseppe. Ciao Roberto. Allora Giuseppe, sei anche tu in cerca naturalmente della tua ragazza ideale? Sì, diciamo sì. Se ho una buona proposta, vabbè. Certo. Tu sei di Buseto Polizzolo? Sì, sì. Quanto tempo è che sei single? Diciamo da sempre. No? Da sempre pure tu, ma Cioè, è una no, malattia, non ho quando mai- tutti single siete. Non hai mai avuto una ragazza? Sì, mai condiviso questo. Ma come mai Giuseppe? Cioè, viene talmente difficile instaurare un rapporto con una ragazza qui? Forse magari perché è paesotto, cose, Il paese è piccolo, purtroppo non c'è molto da. È una cosa incredibile. Meno male che c'è Stranamure Siciliana. Allora. Ma potrebbe dare. Potrebbe una essere svolta, l'occasione una giusta. svolta. Va bene Giuseppe, dimmi, tu lavori? Completamente. No, neanche lavori. No. E come mai? Quanto tempo è che non lavori? Da poco. Da poco. Un anno. Da un anno. Quindi prima lavoravi? Sì. Ascoltami, tu sei motorizzato, la macchina ce l'hai? C'ho una macchina, sì. C'hai la patente naturalmente? La patente. E ti puoi spostare? Sì, anche relativamente. Per piccoli Sì. tragitti praticamente. Breve distanza. C'è qualcosa, è giusto. Va bene. Che età dovrebbe avere questa donna che cerchi? Questa donna che vai cercando, quest'anima gemella? Che non sia molto esigente, non lo so come. Cioè che pretenda chissà che cosa? Infatti, no. Si deve accontentare. Sì. Mi pare giusto. Se ti vuole bene. In base al modello, diciamo, va bene. Esatto. Giuseppe, quanto sei alto tu? 1,78 diciamo. Arrotondiamo a 1,80. No, anche meno. Anche meno. È troppo. Va bene. 1,78, quanto pesi? Di più Di più? di prima. Di più di No, prima. perché mi peso spesso. E prima quanto pesavi? Non lo so, 95. 95. Quindi ora pesi di più di 95. Sì. Un 100 kg. Va bene. Quindi sei 1,78 per 100 kg. Per 100 kg. Vabbè, parliamo di questa tua anima gemella, dell'età che vai cercando. Tu hai 38 anni, quindi partiamo da una base. Cioè la ragazza dovrebbe partire da quanto? Beh, Diciamo non so, dai 25? Dai 25. Dai 25 a salire. Fino ad arrivare a un'età di quanto? Una quarantina, va bene? Ma basta che arriva fino all'età mia. Sì, fortunatamente. Speriamo che non gli viene niente. Sì. Per arrivare all'età tua, è Certo. giusto, deve essere sana. Certo. È in piena, facoltà. Vabbè. Vabbè. E poi preferisce le bionde, le brune, non so. Ma non è il fattore. Basta che donna, giusto? Basta che sia donna, è già il principale. Esatto. Cioè la corporatura. Sì, Parliamo della corporatura. Ma com'è va come bene. Gay. Sì. Si dice sempre come gay. Come gay. O è grossa o è magra, tu l'accetti lo stesso. Va bene, basta uguale. che donna, per Basta te che va donna. bene. Perfetto. Mi pare giusto. Alla prima esperienza, insomma, 38 anni di single, incredibile. Ma come hai resistito? Beh, single, poi non lo so, le aspettative sono svariate. Come può intraprendere una persona, non lo so, come. Basta Dipende pensare. come la prendi. Sì, certo. Esatto. Tu finora l'hai presa bene e quindi. Sì, non mi sono mai lamentato, diciamo. L'importante è che uno la prende bene. Sì. Poi per altre cose, insomma, va bene? Dimmi, Giuseppe, quali sono i tuoi hobby? Come passi la giornata tu? Quando magari finisci di lavorare, per dire? Se ho del tempo libero lo passo per fare anche un po' di sport. Sport? Tipo sport? Che tipo? Qualsiasi cosa, posso fare il nuoto, posso fare la corsa, posso fare anche un po' della bici, qualsiasi La cosa. bici ce l'hai? Sì, c'ho una bici, però. Quindi una volta ogni tanto praticamente tu vai anche a passeggiare con la bici? Sì, ma non è sempre. Che. E il footing lo fai spesso? Anche questo, non è che dipende dalle giornate, sempre. Poi Se è bel tempo, se è mal bel tempo. con la pioggia non vado fuori. Certo, con la pioggia uno si bagna tutto, non conviene. Poi, poi niente. cioè, le cose che ti piace fare di più nella vita, quali sono? A 38 anni avrai sicuramente, non so, qualcosa che vorresti fare? O qualcosa che magari fai spesso, che ti piace fare di più? Uno realizzarsi poi e farsi fidanzato. fidanzato. Cioè il tuo desiderio, magari il tuo desiderio nascosto, è quello di trovare l'anima gemella, di trovare una ragazza e farti finalmente fidanzato. Certo. Che ha possibilmente tutti questi anni, 38 anni, che tu aspetti praticamente senza riuscire a trovare la tua donna ideale. Esattamente.
Ascoltami Giuseppe, come mai ti sei deciso di venire qui a Stranamore Siciliano? Che cosa che ti ha fatto convincere? Ma non è una libera scelta forse. Ti hanno convinto? Mi hanno convinto più che altro. Vai, la troverai di qua, di là. Poi non è... Ringraziando giustamente questa trasmissione, ci sono state alcune coppie che si sono fatte fidanzati grazie a noi. Io non ci Certo, credevo. non proprio tutte, Non ci attenzione. credevo. Eppure è così. Se funziona, Se per funziona me, la troverai anche tu e ti farai fidanzata anche tu. E finalmente potrai coronare questo tuo sogno grandissimo che porti da 38 anni, giusto Giuseppe? Certo. Vabbè, ti faccio la solita domanda che faccio ai cuori solitari. Che cos'è che ti attira in una donna? Beh, l'aspetto fisico è relativo, ma anche quello che può dare simbolicamente in altri generi, diciamo. Tipo? Sii più preciso. Beh, l'aspetto che uno può sostenere, diciamo, per se stesso, che sia la sua anima gemella, diciamo. Quella che desidera. Esatto. Cioè questo praticamente ti attira di più. Sì, vabbè, in genere. Praticamente in poche parole il carattere. Vabbè, il carattere. Dovrebbe avere un bel carattere, Certo. trattarti bene magari, coccolarti, lisciarti. cose. Beh, non tanto, però poi... Le coccole ti piacciono? Poco. Ah sì? Poco. Non ti piacciono le coccole? No, Che poco. cos'è praticamente che ti piace in una donna che ti faccia? Che ti tratti? Vabbè, immancabilmente le coccole, perché ha un senso da un altro senso, però uno poi non c'è Spera in altre cose. certo. Logicamente, queste ci vogliono pure. Mentre ti faccio la domanda inversa, cioè praticamente che cos'è che tu non puoi assolutamente sopportare in una donna? Beh, aspettare. Forse. Aspettare. Cioè il fattore magari che ti possa dire ci devo pensare, già a te Sì, dà fastidio. sì. Ti disturba la cosa. Molto, molto forse. E come mai? Cioè odi aspettare praticamente. Cioè Beh, tu lo vuoi detto subito, o sì o no. Vabbè, Giusto? credo che ognuno ha i suoi tempi, però poi non si Certo può. è una cosa non si stancante, può, non molto, si può. è molto stressante perché ci Certo. sono pure quelle tipe che ti dicono e ti inventano magari un po' di chiacchiere e ti lasciano praticamente in sospeso anche per 20 giorni, un mese a dirti sempre le stesse cose e poi all'ultimo la risposta è sempre quella, no. Per cui tu giustamente, onde evitare una risposta di questa, tu praticamente la risposta la vuoi subito, giusto? Sì. Se è definitiva Sì. oppure anche così in linea amichevole, Certo. uno Logico. non bada, diciamo. Vabbè, ascolti musica tu? Sì, sempre. Che genere di musica ascolti? Ma frequento spesso, ascolto sempre la radio. Ah sì? E come CD ne metti qualche volta qualcuno? Qualcuno sì, però anche se scarsa, non lo so. Scarsa in che senso? Io non ho tanti CD, quindi ascolto la Vabbè, radio. ma magari uno? Vabbè, due? uno, due, sì. Te le ascolti, sì. Sì. E che musica preferisci? Italiana, discoteca? Ma musica house? tutta in genere l'ascolto. Ti piace? Sì, sì. Cioè, basta che è orecchiabile praticamente va per te. bene, è sì, buono. sì. Mhm. Va bene. E un'altra cosa. Tu praticamente per le telespettatrici che in questo momento ti stanno guardando Vabbè. e stanno decidendo se chiamarti oppure no, che cosa vorresti dire? Che tipo di carattere hai tu? Cioè, se tu dovresti descrivere te stesso, come lo descriveresti? Beh, molto affannoso forse. Affannoso? Affannoso. In che senso? Che respiri... No, nel senso che come carattere forse che... C'hai un carattere forte? No, Sei vabbè. nervoso? No, forte no. Forse un po' distratto, per maloso. Sei un tipo un po' permaloso? Sì, distratto? tanto... Ma come caratterialmente sei un tipo nervoso? Sei calmo, nervoso? Come sei? Beh, dipende forse dalle giornate, Le giornate. non lo so. Che... Siamo sempre là. Se piove è un se conto, piove è un conto, c'è se sole no... è un altro. certo. Giustamente aggiornata. Mentre per quanto riguarda le coccole, ti piacciono? Sì. Beh sì, quelle... Ti piace farle e ti piace riceverle. Più Sì. riceverle che farle. Uguale. Uguale, stessa cosa. Non fa nulla. Va bene. Ok, amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto Giuseppe, 38 anni di Buseto Polizzolo, sempre un paesotto vicino Trapani, che va cercando la sua anima gemella, la sua ragazza ideale. Per tutte quelle di voi che fossero interessate a contattare Giuseppe, non possono fare altro che telefonargli al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Giuseppe è qui, non è mai stato fidanzato, attenzione, per cui è puro al 100%. Vergine, giusto? No, Per veramente l'esattezza. Capricorno sono. Sì, sei Capricorno per quanto riguarda il segno zodiacale, però Vergine per quanto riguarda stato d'animo.
per cui se c'è qualcuna di voi che lo volesse iniziare in una bella storia d'amore, perché è quello che aspetta da 38 anni, non può fare altro che telefonargli. E telefonata perché Giuseppe sta aspettando le vostre telefonate. Giuseppe, come ultimo messaggio alle telespettatrici che ti stanno guardando e stanno decidendo al solito se chiamarti oppure no, cosa vorresti dire guardando la telecamera? Beh, così vi saluto e dico grazie, se volete telefonare telefonate, per qualcos'altro o per altro, come uno vuole. Esatto, bel messaggio, Sì. perfetto. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta anche. Giuseppe. Perfetto.